Il primo pallone, Titon, Avironi, Jelovčić, Rafinha e Tornatore in porta. Eccolo, si può finalmente cominciare al Pala Malfatti. Riparte il Genova, occhio qui Avironi in pressione, ruba il pallone, lo offre a Titon che ha colpito il palo, riesce a servirlo a Zanella, rientra sul sinistro. Buona la chiusura di Andrea Romano che prova ad andare a calciare, colpisce ancora il palo. Ramon se ne va con una finta, rientra sul destro, Ramon, lo Conte sul punto di battuta, sistema la barriera, Sebastiano Tornatore, pallone per Juanillo che la mette dentro, tocca Tornatore, dopo la deviazione e il Genova a sorpresa è avanti al Pala Malfatti. Franco Jelovčić, il blocco di Massimo De Luca, rientra sul sinistro Jelovčić che calcia, pareggia subito i conti, Franco Jelovčić. È importantissimo per il Real aver trovato subito il gol del pari. Zanella, spazio sul sinistro, allarga per Juanillo, super questa volta Sebastiano Tornatore. Jelovčić, Ramon in mezzo a due, le finte di Ramon che va da Jelovčić, ancora Franco Jelovčić, si è sbloccato il Rieti, 2-1. Palla in buca d'angolo di Franco Jelovčić. Scodellato morbido per Zanella, Ramon lo recupera, Ramon! E sono tre del Rieti, rischia adesso però di prendere l'imbarcata al Genova. Riparte il Genova, ancora all'anticipo, secco di Franco Jelovčić, pallone per Titon, cala immediatamente il poker il Rieti che adesso sta strabordando al Pala Malfatti. C'è questa carta, intanto scivola Avironi, il tiro è ancora Tornatore, contropiede del Real, Avironi, il destro, la parata. Sfida in 1 contro 1 Zanella, leva ancora Jelovčić, lo Conte questa volta. È partito diciamo un po' a fari spenti, poi è cresciuto con il passare del tempo e adesso è uno degli uomini più in forma. Intanto il 5-1 del Real, calcia Rafinha, palla deviata da Juanillo e che se poi finisce alle spalle del portiere del Genoa. Arriva il fischio degli arbitri, parte Ortisi, Tornatore vuole l'1 contro 1 su Avironi che gli sfila il pallone, scappa in transizione, Avironi, pallone sotto le gambe di Lo Conte, sesto gol del Rieti al Pala Malfatti. Dilaga adesso il Real Rieti, altra sanguinosa palla. Va a girarsi con un numero, alla fine arriva Tornatore a pulire la sua area di rigore e a metterla in rimessa laterale, arriva il giallo ed il rosso per Sebastiano Tornatore. Protagonismo del direttore di gara. Bertel Aniene, è 1-1 tra Italservis Pesaro e Arzignano, intanto il pallone sul secondo palo per Zanella e allo scadere della superiorità numerica il Genova trova il secondo gol al Pala Malfatti. Eh sì, lo avevamo detto, vedremo. Ramon ne esce con il pallone tra i piedi, le finte di Ramon che scarica su Jelovčić, Lo Conte in spaccata. Vediamo che Jelovčić mantiene il possesso palla, termina così, sirena finale, primo tempo Real avanti 6-2. Via al secondo tempo al Pala Malfatti di Rieti. Pallone dentro per Rafinha che colpisce la traversa, poi Titon rientra sul sinistro, torna da Titon, dentro ancora per Jelovčić che calcia al volo, gran gol di Franco Jelovčić, tripletta del numero 19, lui contro il Genova praticamente stasera, possiamo dire così, rimonte del Genova. Intanto pallone per Juanillo che prova il tocco sondo sotto su Fabio Tondi, arriva il terzo gol del Genova al Pala Malfatti. Anche un gran gol Mattia perché Tondi era uscito bene, ancora Rafinha, riparte il Genoa con Zanella, Juanillo per Zanella e Genoa fa 7-4 in pochi secondi, trova 2 reti il Genoa e prova a rientrare in partita. Juanillo prova ad andarsene, se ne va Juanillo, è il gol del 7-5 realizzato dalla Genova. Juanillo, doppietta anche per lui, pazzesco al Pala Malfatti. Ramon dentro ancora per Titon, prova ad andarsene Titon che colpisce il palo, poi lo offre all'indietro per De Luca, dentro per Juanco, Lo Conte. Il Pesaro aveva subito intanto Titon, Lo Conte 2 volte. Titon per Jelovčić, le finte di Franco Jelovčić che poi non un buonissimo Real, doveva portare a casa 3 punti, lo ha fatto, però sicuramente non è questa la prestazione che ci si aspettava.